E a proposito dell'importanza del riciclare, dell'importanza del rispetto dell'ambiente, anche uno spettacolo teatrale cerca di sensibilizzare sull'argomento. Vediamo. Detta così, uno spettacolo sui rifiuti sembra non essere proprio il massimo, eppure la tribù del riciclo sta facendo il giro dei teatri di tutta Italia e sono ormai tantissimi i ragazzi che hanno assistito a questa rappresentazione che diverte ed educa insieme. Nasce appunto dal desiderio di raccontare ai ragazzi e ai bambini questo grandissimo argomento che è il mondo del riciclo. Dico grandissimo argomento perché anche noi attori in fase di preparazione di questo spettacolo ci siamo resi conto che appunto l'oggetto rifiuto è talmente grande sia di quantità che di temi che affrontarlo è stato veramente un viaggio. Tratto dal testo di Monica Marelli è la storia di una bambina che ama giocare all'aperto e quando si imbatte nei rifiuti non si accontenta di risposte generiche, vuole saperne di più e così vedendo uno spettacolo i ragazzi imparano tante cose nuove. Abbiamo imparato la lezione! Sì, la nostra è una promessa, siamo già in azione! Andiamo! Capire come classificarlo per materia prima e in secondo luogo capire anche come un rifiuto può essere utilizzato una seconda volta e quindi trasformato. Mi raccomando ragazzi, tenete sempre presente il rispetto dell'ambiente, soprattutto voi che siete le nuove generazioni.